Torna a riproporsi per l'estate 2016 il problema dei bus turistici a Santa Margherita Ligure. L'afflusso di pullman in città in questo periodo è notevole, per fortuna, ma i problemi che portano alla viabilità sono ancora in cerca di una soluzione. Gli autobus, che arrivano da gite organizzate o dalle crociere, in questi mesi vanno a parcheggiare nella zona del Broccardi, attraversando la città e il quartiere di San Siro, che ogni anno assiste al caos, all'inquinamento e ai disagi al traffico. I pullman sono grossi, ma le strade sono sempre le stesse, alcune strette e disagevoli. L'opposizione in Consiglio Comunale è critica nei confronti della gestione del caso da parte della Giunta Donadoni. Quello che noi abbiamo evidenziato è che il sindaco nell'inizio della sua campagna elettorale, cioè 2 anni e mezzo fa, avrebbe risolto questo problema in 100 giorni e probabilmente preso dall'entusiasmo ha portato avanti un discorso che non è riuscito a concludere. Devo dire questo, le spazi ci potrebbero essere, sicuramente ci saranno, però con interventi sulle ferrovie che non saranno brevi ma prevedono e prevederanno tempi più lunghi. L'amministrazione in realtà non ha mai smesso di lavorare alla soluzione del parcheggio dei pullman turistici nell'area della stazione ferroviaria. Il sindaco conta di poter arrivare in questo senso al traguardo di questo impegno preso in campagna elettorale. Negli ultimi 2 anni abbiamo diviso l'annualità in 2 semestralità. In un certo periodo accogliamo a San Siro, nell'altro accogliamo nella zona di Punta Pedale. Sicuramente, come dire, essendo un tema critico, merita un'attenzione che porti a una soluzione che possa essere più significativa sul profilo ambientale, anche perché tutta l'attenzione che abbiamo con la bandiera blu sui temi ambientali, sull'inquinamento, si riflettono anche sull'accoglienza dei pullman. È una questione sulla quale stiamo lavorando con una progettualità che è di lungo periodo, ma che auspichiamo che possa poi essere un giorno risolutiva.